una lista propria, in cui si scrivono le persone che normalmente si incontrano durante la settimana. E poi si scelgono 2 o 3 persone, anche una insomma, per le quali iniziare a pregare con costanza, perché voglio evangelizzare quelle persone lì. Allora non diventa più un'evangelizzazione a largo raggio, no? Intervento chiunque incontro, ma soprattutto parto da quelle persone lì, inizio a pregare costantemente per quelle persone e continuo, può essere un mese, un anno, 10 anni, si va avanti a pregare per loro, proprio chiedendo al Signore la grazia di poter avvicinare a Lui, quindi non portare a me, perché so io come si fa, o ti dico io la strada di venire cerche, no, portarle a Gesù. Quindi attraverso di Lui, attraverso la preghiera, queste persone, il Signore potrà bussare alla loro porta, chiaramente per noi stando la libertà di ognuno, però noi continueremo a pregare per loro. La preghiera serve non tanto alla persona ma a te stesso, perché cambia il tuo atteggiamento nei confronti di questa persona. Se tu cominci a pregare 5-10 minuti al giorno, vedrai che pian piano dentro di te cambierà qualcosa. Quando la incontrerai, la guarderai in modo diverso, lei piano piano ti percepirà in modo diverso. Arriverà un giorno che ti dirà: ma cosa ti è successo? E allora da lì potrai fare la tua testimonianza di fede, che non sarà una testimonianza della Chiesa dove ci si può anche mettere a discutere, ma è la tua fede e lì il Signore vedrai che agirà. Io volevo chiedere che mi spiegassi meglio, cioè se non ho capito male, voi non invitate quindi direttamente, No. personalmente